Un'edizione da record, quella 2016, la seconda assoluta per l'Open organizzato dal TC Sporting di Lugagnano. Oltre 250 iscritti, 170 nel solo tabellone maschile. Numeri che da soli raccontano il successo di un torneo che ha rappresentato una sorta di spartiacque tra la stagione estiva e quella indoor e che per lo Sporting Lugagnano si è rivelato il momento più importante dell'intera stagione agonistica. Siamo con Simone Bandini, presidente nonché maestro del circolo. Parliamo di questo Open, seconda edizione, la prima in realtà a campi scoperti e 250 iscritti, sono un successo. Sì, abbiamo organizzato il primo Open l'anno scorso a fine ottobre per questioni di concomitanze di altri tornei e diciamo che ci abbiamo preso un pochino gusto, nel senso che l'anno scorso è stata una bella esperienza, però parlando con il resto del direttivo abbiamo deciso di provare a farlo un mesetto prima all'aperto per avere più campi, più iscritti e più pubblico, senza dubbio, perché comunque all'aperto c'è stata una notevole affluenza in queste 2 settimane. 250 si diceva gli iscritti, 2 tabelloni, uno maschile e uno femminile, gestire tutto non penso sia stato comunque così semplice per queste 2 settimane. No, diciamo che non è stato semplice a livello di orari soprattutto, nel senso che l'impegno giornaliero è stato dalla mattina fino alla notte tutti i giorni, però con 2 giudici come Antonio Boccardi e Renzo Melegatti è andato tutto, direi, molto liscio, è stato molto semplice con loro, hanno fatto tutto loro in realtà. Vista questa esperienza, quindi possiamo pensare a una terza edizione sempre a campi scoperti a fine estate? Penseremo sicuramente a una terza edizione a campi scoperti con un montepremi ancora più alto e penso nello stesso periodo vorremmo farlo un pochino prima perché siamo al limite abbiamo sfidato un po' la sorte quest'anno, però non credo sia possibile perché la settimana prima ci sono gli italiani di seconda di solito e altri tornei qui a Verona, lo manterremo qui probabilmente. 90 le giocatrici del tabellone femminile che ha visto la sconfitta delle prime 2 teste di serie, Diletta Alessandrelli e Aurora Zan Tedeschi, già al primo turno. In finale sono arrivate Francesca Sella, 2-6 di Carpenedolo e Sofia Aragona, pari classifica di Trento. Combattuta fino al 4 pari del primo set, la finale ha visto una virata decisiva quando la Sella ha infilato una serie di 8 giochi consecutivi, chiudendo con il punteggio di 6-4, 6-0. Siamo con la vincitrice del torneo femminile, Francesca Sella, primo set decisamente più combattuto del secondo, poi insomma è andata liscia questa partita. Dai. Sì, ero un po' tesa perché sembrava piovesse, poi non pioveva, i campi erano pesanti, lei sbagliava pochissimo, quindi era presto di domenica mattina, quindi ho fatto un po' fatica, poi il secondo mi sono un po' sciolta e è andata meglio. Parliamo anche di questo torneo, 250 iscritti complessivamente, tu è la prima volta che vieni qui, come ti è sembrato? L'hanno organizzato molto bene, ci tengono molto, c'era sempre gente a vedere, non era altissimo il montepremi, però organizzato molto bene. Un'occasione buona intanto per fare qualche punto in più. Sì, decisamente, soprattutto a fine anno. Quindi. Infatti forse molti hanno scelto questo torneo, che peraltro è atipico perché in questa stagione si gioca ancora all'aperto, un po' particolare anche quello, vi è andata bene in queste settimane, dai. Sì, anche perché non c'erano i coperti, quindi se pioveva era brutta da finire. Torniamo proprio a questa finale, insomma, sei soddisfatta di come hai giocato tu? Secondo set sì, il primo più o meno, però nel complesso sì. Diciamo che ormai questa stagione si sta un po' chiudendo, questa stagione estiva, le tue prospettive invece per quello che sarà il futuro? Ma adesso ancora un 4-5 tornei internazionali, parto domani infatti e spero solo di riuscire a giocare meglio partita per partita, sono stata ferma tanto 3 anni negli ultimi anni, quindi piano piano sto rientrando, spero solo di divertirmi in campo. E di ritrovare insomma magari qualche punto, qualche classifica migliore. Quello sempre, di sicuro.
Sono state le prime 4 teste di serie a contendersi invece le semifinali del tabellone maschile, in cui Matteo Rigamonti ha impegnato il numero 1 Nicola Ghedin, poi uscito vincitore con il punteggio di 6-3-7-5. Nella seconda semifinale Davide Garzotti si è posto invece su Tommaso Roggero con 2 set finiti entrambi al tie-break. 2 semifinali combattute che hanno portato ad una finalissima a senso unico. A chiudere il torneo, praticamente nello stesso istante del match point femminile, è stato il monologo di Ghedin, che ha lasciato a Garzotti un solo game nel secondo set. Siamo con il vincitore di questo Open, una finale che insomma sicuramente è stata facile, forse anche più facile di quello che pensavi. Sì, è stata un po' a senso unico. Ci sono stati i primi 3 game equilibrati, li ho vinti, poi ho giocato bene. Forse lui era un pochino stanco da ieri, però ho giocato, è stata una buona 3 giorni, ho giocato bene, insomma sono contento di aver vinto. Sì, il favorito eri indubbiamente tu, ma non pensavi magari che però fosse così facile questo torneo per te? Sì, no, non si sa mai, gli avversari sono tutti comunque allenati e forti, quindi non bisogna sottovalutare nessuno, però sì, sono contento di come è andata. Davide è un amico, ci conosciamo da tanto tempo, siamo dello stesso anno, lui adesso fa il maestro, quindi magari è un pochino meno allenato di me, però sì dai, è stata una bella partita. È il primo anno che vieni qui o sei venuto anche lo scorso anno? È la prima volta che vengo qui e devo ringraziare Simone e tutta l'organizzazione che mi ha trattato molto bene e sicuramente verrò anche in futuro. E poi qui insomma si respira abbastanza un clima casalingo, no? È un club giovane, si sta bene anche al di fuori dei campi da tennis. Certo. Sì, è la gestione familiare con Simone e anche tutti i ragazzi dello staff. Sì, ti creano questo ambiente molto familiare, bello e sicuramente piacevole giocare qui. È proprio un clima familiare quello che si respira al TC Sporting Lugagnano. Basta mettere un piede dentro il club per capire che per molti questi campi da tennis sono quasi una seconda casa. Siamo con Cristiano Paci, che è uno dei soci del TC Lugagnano. Qui si respira un ambiente tra amici, in sostanza. Il presidente, il primo che ha detto, è stata un'idea matta fra 4 amici. Come si sta qui al club? Qui è nella nostra seconda casa, io infatti se non mi trovano a casa sanno che io sono qua. E mi sono innamorato del presidente perché il primo giorno che l'ho visto ci siamo subito trovati bene, c'è stata questa sintonia e lui mi ha cambiato in tutto, mi ha cambiato nel modo di giocare, nel modo di vivere, perché io adesso vivo qui, ho una passione, il tennis che coltivo da anni e lui l'ha sviluppata, l'ha fatta crescere e diventare importante. Non solo però sui campi, quello che si capisce è che qui insomma vi divertite anche nel tempo libero. Qui sì, qui c'è molto divertimento, qui siamo tutti amici e qui regna l'armonia, quello è il bello, qui ti senti a casa, come dicevo prima è la mia seconda casa. Abbiamo preso in gestione questo circolo 4 anni fa con un bando comunale, eravamo 4 amici, tutti 4 giovani, 2 tennisti e 2 non tennisti, e con un progetto comune di creare un posto dove si potesse giocare a tennis e soprattutto si potesse stare bene in compagnia. E così un po' per scherzo è nato, ma adesso insomma direi che il lavoro sta pagando perché il circolo è molto ben frequentato, la scuola tennis conta circa una 60ina di ragazzini e non abbiamo ancora un settore agonistico di livello alto, nel senso che stiamo lavorando molto con i bambini piccoli. Quest'anno c'è stata un'esplosione di bimbi piccoli tra l'altro, quindi avremo un bel da fare. Quindi parliamo insomma di una realtà ovviamente futuribile e l'obiettivo è quello di entrare quindi nel tennis anche che conta dal punto di vista dei risultati. Assolutamente, per un maestro è sempre l'obiettivo finale, quello di tirare su un ragazzino che possa esprimere a livello molto alto. E noi questo centro ce l'abbiamo fino al 2021 in gestione, speriamo di riuscire ad allungare quando poi sarà il momento e di andare avanti con i nostri progetti, di fare altri 2 campi in superficie sintetica, coperti non lo so perché i prezzi sono un po' alti, però vediamo, insomma, con l'aiuto di un po' di soci, un po' di sponsor, vediamo cosa riusciamo a fare.
Quella di Lugagnano è solo una delle tante realtà che compongono il nutrito puzzle del tennis veronese, che proprio sui campi del TC Sporting ha chiuso la sua lunga stagione estiva. Tra l'altro questo torneo fondamentalmente chiude un po' insomma, la stagione veronese. Che stagione è stata? Che estate è stata per il tennis quella veronese? Beh, a livello di tornei, di giocatori iscritti è stato il record, perché 90 manifestazioni fra tornei e varie gare, oltre 90 manifestazioni della provincia segnano la misura dell'evento. Intanto ci sono realtà però come questa in cui 4 amici, come ci diceva il presidente, si riuniscono e scommettono ancora una volta sul tennis. Sì, questo paga, perché la gente viene e si trova come a casa propria, quindi è anche un piacere fermarsi, cioè ripristinare quello che erano i circoli qualche anno fa, non per toccata e fuga, ma anche per fermarsi, parlare, mangiare e fare compagnia, favorire l'attività giovanile, aiutarla e dare tutti, diciamo, le regole e i motivi per continuare a giocare. E proprio sui giovani punta il TC Sporting Lugagnano, che negli ultimi anni ha ampliato le sue strutture con un chiaro obiettivo: continuare a crescere. Attualmente quindi avete solo campi in terra battuta? No, abbiamo anche un campo in erba sintetica sempre coperto in una struttura geodetica e 4 campi in terra, 3 di cui vengono coperti con un pallone pressostatico d'inverno, uno doppio nuovo comprato l'anno scorso. Gli spazi ci sono insomma per fare grande Lugagnano? Assolutamente sì.